A tutti voi buona giornata, ben trovati in diretta con A voi la linea. In apertura il rogo che ha distrutto la ferramenta GOI di Fagagna, un grande dispiegamento di vigili del fuoco per domare l'incendio che però in poco tempo ha distrutto il negozio che oggi era chiuso. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Inizialmente si temevano problemi di inquinamento ambientale, il vento è stato d'aiuto sollevando verso l'alto la nube di fumo visibile da chilometri e chilometri di distanza questa mattina. Allora andiamo a sentire alcune interviste raccolte dalla nostra Paola Treppo, a cominciare da quella del comandante provinciale di Udine dei Vigili del Fuoco, Maiolo. Si è sviluppato alle 9:30 un incendio all'interno della ferramenta, fiammabili, parte deposito con pellet nella ferramenta, vernici e materiali di tutti i tipi. Quindi fiamme, carico di incendio elevato, fiamme che si sono sviluppate velocemente e che hanno originato la distruzione che vedete. Ha tenuto solo la parte degli uffici in muratura. Al momento non sono note le cause che hanno causato questo incendio. Ma come sempre completiamo le opere di spegnimento, mettiamo in sicurezza e poi facciamo gli accertamenti. Al momento una ventina i vigili del fuoco che operano sul posto, anche provenienti fuori dal comando di Udine. Sono 9 squadre, quindi una quarantina di persone da tutta la provincia e anche da Spilimbergo e quindi da Pordenone. Ecco, nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita e anche diciamo che le condizioni meteo hanno consentito tutto sommato un contenimento della colonna di fumo e della qualità dell'aria. L'ARPA è sul posto. Sì, confermo, abbiamo attivato ARPA per il monitoraggio ambientale, però viste le condizioni meteo di alta pressione la nuvola si alzava e si disperdeva in quota, quindi un effetto limitato da un punto di vista ambientale. Aggiungiamo che la ferramenta si trova nella zona industriale di Fagagna, a ridosso della strada regionale Udine-Spilimbergo. Sul posto ci sono il titolare e anche i figli che stanno operando. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e oggi la ferramenta era chiusa e quindi il titolare si era recato per fare dei piccoli lavori quando improvvisamente appunto è scoppiato questo incendio per la cui bonifica sarà necessario, crediamo, lavorare tutto il giorno. Sì, sicuramente. E sulla vicenda Paola Treppo ha sentito anche il sindaco di Fagagna, Daniele Chiarvesio. Un'azienda storica, una famiglia che si è sempre impegnata, insomma in un attimo un lavoro che va in fumo. Sì, è un'azienda del nostro paese proprio, una famiglia che dedica il suo tempo a questo lavoro qua con passione, competenza e che ha un legame fortissimo con il nostro paese. È una cosa molto, molto brutta proprio e questo capannone così distrutto ci fa male al cuore proprio. Avete avuto modo di parlare con il titolare o con i suoi figli questa mattina? Sì, io sono arrivato che la moglie del titolare era seduta qua sul prato della Prati, disperata, povera, perché appunto è il lavoro di una vita. Abbiamo cercato di portare il conforto possibile in questo momento che immagino si vede tutto il lavoro di una vita andato in fumo proprio, insomma. L'azienda era attiva prima in un altro punto di Fagagna? Sì, era attiva in un altro punto, però da oltre 15 anni aveva appunto insediato in questo luogo, lavorava benissimo non solo per Fagagna ma per tutti anche i comuni della zona, era un punto di riferimento per gli articoli che aveva ma anche per la competenza e l'affabilità dei gestori. E allora andiamo a sentire la voce della cotitolare. Insieme a suo marito lei è titolare di questa storica ferramenta di Fagagna, in un attimo distrutto una vita di lavoro. Esatto, in un attimo viene gestita, spero ancora, da mio marito, da io e dai 2 figli. Sì, dunque è a conduzione familiare che eravamo qui, erano 16 anni. Però noi avevamo la ferramenta a Fagagna 20 anni prima, dunque sono 36 anni che lavoriamo nell'ambito. E adesso è andata. Oggi era chiuso, quindi... Chiuso, sì.
Mio marito era stato per 2 volte la mattina, non ha visto, non c'era niente e poi è partito tutto in un attimo. Adesso cioè, il sentimento vostro è, ovviamente dispiace, ma insomma siete già pronti per ripartire. Dio, diciamo che lei mi sta facendo una domanda in un momento, no, non pretenda tanto, almeno qualche giorno. Comunque insomma l'intenzione è quella di riavviare da un'altra parte. Speriamo di sì, speriamo di no, speriamo di riavviarlo qua. Queste dunque le testimonianze raccolte dopo il rogo che ha distrutto questa ferramenta storica di Fagagna, come avete sentito. Voltiamo pagina adesso, parliamo di Covid con la novità del giorno che riguarda la possibilità per gli ultra sessantenni di poter prenotare il vaccino scegliendo il siero della Pfizer o della Moderna. Questo proprio per superare le tante perplessità che ci sono in questa fascia d'età legate al siero AstraZeneca. Ne ha parlato con il vicepresidente della Regione Riccardi, il nostro Andrea Pierini. Il vicepresidente ha fatto il punto della situazione ricordando quello che è l'obiettivo che ha il Friuli Venezia Giulia, arrivare al 75% della copertura della popolazione, che vuol dire 900.000 somministrazioni, e poi invita il vicepresidente a superare le perplessità sui vaccini e ha detto: chiedete informazioni, chiedete consiglio ai vostri medici di fiducia. Sentiamo. Vicepresidente, oggi si aprono le liste per gli over 60 per poter effettuare la profilassi anti-Covid con Pfizer e Moderna. Un modo per riuscire a sbloccare una situazione di chi magari ha paura a fare l'AstraZeneca? Noi auspichiamo che sia un'ulteriore forma per convincere le persone che sono ancora titubanti a vaccinarsi. Se il nostro obiettivo è il 75% della popolazione, noi dobbiamo arrivare a 900.000, siamo a 705.000 e gli over 60 che non si sono ancora vaccinati sono 86.000. Pensiamo che una parte di questi non si siano vaccinati anche per tutto quello che abbiamo purtroppo ascoltato nel corso di questi mesi, indicazioni di un tipo, indicazioni che si rovesciavano la settimana dopo, insomma è successo un po' di tutto. È chiaro che qui la popolazione è disorientata. Io ai cittadini dico: rivolgetevi al vostro medico di fiducia, sia esso un medico di medicina generale o anche altro tipo di professionista, e fatevi dire da loro qual è la condizione per la quale è necessario vaccinarsi e soprattutto quello che riguarda anche la dinamica che riguarda le persone, perché ognuno di noi ha un approccio alla vaccinazione che ovviamente può essere diverso a seconda della propria condizione di salute. Quindi è una manovra che tutti auspichiamo possa riuscire ad aumentare l'adesione alla vaccinazione. In questo senso chiaramente c'è sempre il limite tra il Novax e chi magari ha solamente paura, che non è Novax, però dice boh, aspetto, capisco un po' come va. C'è la volontà di comunicare a queste persone, di implementare la comunicazione verso questi soggetti? Ma secondo me noi abbiamo tre categorie, cioè abbiamo le persone che si sono vaccinate, abbiamo le persone che sono convinte di non vaccinarsi e abbiamo le persone che anche per quello che abbiamo vissuto ovviamente hanno una diffidenza e una preoccupazione nel vaccinarsi o meno. Secondo me questo è un po' anche aiutato dall'andamento del contagio che vediamo continuare a scendere, anche se non in maniera vertiginosa. Comunque il contagio cala lentamente, ma per una serie di ragioni, tra queste anche una capacità di sorveglianza sanitaria importante, facciamo molti più tamponi, siamo una regione che continua a fare una sorveglianza importante. È evidente che però se lo parametriamo a quello che è stato il contagio del giugno scorso, noi siamo a valori che superano le 10 volte il contagio. Quindi il contagio è chiaro, non è quello che abbiamo visto, il contagio c'è ancora. E io temo che una delle ragioni per cui le persone che sono ancora incerte nella vaccinazione, guardando un contagio di questo tipo, dicono vabbè, insomma, l'abbiamo superata, non è così. Quindi io insomma, insisto nel raccomandare alle persone
andate dal vostro professionista di fiducia, vediamo un po' meno dibattiti televisivi, maneggiamo un po' meno i social network, fidiamoci dei professionisti ai quali ogni volta che abbiamo qualche problema ci rivolgiamo. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Torniamo a parlare di vaccini. Come abbiamo detto, da oggi le farmacie possono ricevere prenotazioni da parte degli ultra sessantenni che decidono di vaccinarsi contro il Covid con Pfizer e Moderna. I farmacisti in passato hanno spesso assistito a rinunce da parte di cittadini che non volevano vaccinarsi con AstraZeneca. Nel pomeriggio intanto è prevista la firma di un accordo tra Federfarma e Regione per dare avvio alle somministrazioni di vaccino anche in farmacia. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo davanti alla farmacia De Grassi di Udine con il presidente di Federfarma, appunto della provincia di Udine, Luca De Grassi, con praticamente la notizia che gli ultra 60 anni potranno vaccinarsi con Pfizer anziché con AstraZeneca. È cambiato qualcosa? La notizia appena arrivata è sicuramente una buona notizia. L'apertura, la possibilità di poter fare i vaccini a mRNA sicuramente aiuterà anche le persone più scettiche o che avevano paura evidentemente di questi vaccini e dei loro effetti collaterali. Noi siamo convinti che questa sia un'operazione utile e positiva e quindi ci aspettiamo nei prossimi giorni un interesse da parte di quelle persone, soprattutto abbiamo detto gli ultra sessantenni, che sono una categoria a rischio, quindi sicuramente per loro il vantaggio di vaccinarsi è molto importante. Ecco, dal suo osservatorio, molte persone, secondo lei, hanno rinunciato a vaccinarsi proprio per questa paura che venisse somministrato loro un tipo di vaccino piuttosto che un altro? Sì, il vaccino è un farmaco, quindi è giusto avere un'attenzione e quindi un po' di paura è più che giustificata e per cui proprio di fronte a questa offerta, a questa possibilità, alcune persone hanno rifiutato la vaccinazione. Ecco, rimaniamo sempre in tema di vaccinazione perché è previsto proprio per questo pomeriggio, no? Un incontro con il vicegovernatore della regione Riccardo Riccardi per raggiungere, sottoscrivere una sorta di convenzione, di accordo per la possibilità delle farmacie di somministrare il vaccino. Quindi a che punto si è? Sì, le farmacie si sono preparate a sostenere attivamente, quindi a effettuare le vaccinazioni presso le farmacie con il farmacista come vaccinatore. Questa è un'operazione importante, è la prima volta in Italia che questa attività verrà svolta nelle farmacie. Noi ci siamo preparati per tempo, quindi abbiamo effettuato diversi corsi di formazione, la formazione anche presso i centri vaccinali, presso i centri hub e adesso dovremo passare alla fase organizzativa. Il ruolo delle farmacie sarà principalmente quello di avvicinarsi alle persone, quindi la prossimità, la fiducia ovviamente che il farmacista può dare e tutte le informazioni personalizzate che noi possiamo dare per stimolare, quindi dare una maggiore convinzione alle persone a vaccinarsi. E sarà il farmacista comunque che effettuerà la vaccinazione in farmacia e questa è la novità importante. Diverse regioni stanno partendo in questo momento con questa attività e noi penso che lo faremo a breve. Senta, io vedo che qui è sempre pronto il gazebo per dove vengono effettuati i tamponi rapidi, quindi in un quarto d'ora si può avere la risposta per capire se si è positivi o negativi. Ma effettivamente in questo periodo si avvicinano le vacanze, non tutti sono vaccinati, c'è la richiesta, è in aumento la richiesta appunto di tamponi rapidi? Sì, in questo momento dunque, i tamponi in farmacia, i tamponi rapidi sono partiti a marzo, in quel momento eravamo in una fase pandemica importante e da allora ad oggi abbiamo effettuato presso le farmacie oltre 63.000 tamponi, quindi è stato un impegno molto importante
I tamponi svolgono un ruolo molto importante per la nostra sicurezza. I tamponi servono per fare il tracciamento, servono per fare la prevenzione. In questo momento vengono utilizzati soprattutto per chi deve muoversi, cioè per avere la possibilità di spostarsi, per avere la possibilità di partecipare a eventi dove è richiesto il passaporto verde, ovvero il Green Pass, che è il nuovo passaporto europeo che consente la circolazione alle persone. Ecco, è proprio per rilasciare questo passaporto, il ruolo delle farmacie in questo momento qual è? Solo di comunicazione perché poi lo ottengano, perché scarichino l'app, come avviene il tutto? Allora, Federfarma ha messo a punto proprio con la sua piattaforma informatica che permette di effettuare il test e di avere praticamente in tempo reale la trasmissione dei dati. Entro 15 minuti abbiamo effettuato il test venerdì scorso, l'utente riceve il messaggio da cui si può scaricare il suo passaporto verde, il suo Green Pass. Quindi è un sistema molto pratico, molto veloce, disponibile in moltissime farmacie, sono oltre 120 le farmacie che danno questa possibilità di effettuare i tamponi, quindi un servizio sicuramente molto importante per noi. Ed ora la pagina politica, il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli oggi in Friuli per incontrare il mondo agricolo e anche per lanciare la candidatura a sindaco di Pordenone di Gianni Zanolin. Nell'occasione ha parlato anche dell'attuale momento che sta vivendo a livello nazionale il Movimento 5 Stelle. Intervista di Daniele Micheluzzi. Ministro Patuanelli oggi in Friuli Venezia Giulia per l'incontro con le categorie economiche del mondo dell'agricoltura, occasione anche per parlare della disputa in corso sul Prosecco. Io credo che il Prosecco sia un valore per le nostre produzioni, dobbiamo difendere la capacità dei territori del Veneto, del Friuli Venezia Giulia di produrre il Prosecco uno solo, penso solo questo. Oggi abbiamo incontrato sia associazioni di categoria che singoli imprenditori agricoli del Friuli Venezia Giulia, in particolare della zona del Pordenonese. Abbiamo scoperto o riscoperto molte eccellenze che vanno difese, c'è preoccupazione per la burocrazia, in particolare in agricoltura. Noi faremo tutto il possibile per limitare l'impatto che la burocrazia ha sulle imprese agricole italiane e del Friuli Venezia Giulia. Alcuni strumenti li stiamo implementando, credo che bisogna essere molto incisivi su questo punto perché la burocrazia spesso taglia fuori gli imprenditori onesti e tiene dentro gli imprenditori disonesti e coincide troppo spesso con un lavoro buttato via in qualche modo per gli imprenditori. Le ore passate a riempire moduli sono ore sottratte all'attività imprenditoriale, questo non possiamo accettarlo. Sono giorni complicati per il Movimento 5 Stelle, la tensione tra Grillo e Conte, qual è la situazione attuale? Si riuscirà a trovare una mediazione? Cercheremo di essere brevi, ma ovviamente il tempo necessario ce lo prenderemo tutto, non do indicazione di tempi e su tutto il resto in questo momento siamo in totale silenzio stampa, stiamo lavorando per trovare le soluzioni. Il rischio delle correnti nel movimento non c'è mai stato e non ci sarà mai. Molto spesso ci si accusa di aver cambiato idea sulle cose, no? Il TAV, TAP, noi non abbiamo cambiato idea, noi abbiamo combattuto delle battaglie, alcune le abbiamo vinte e le altre le abbiamo perse, ma non è che perché la battaglia la perdi vuol dire che hai cambiato idea. Nel governo la nostra esigenza è quella di mantenere all'interno dell'agenda politica del governo i temi che per noi sono cari, senza farne bandierine, perché è un governo oggettivamente complesso, dove vanno trovati gli equilibri, quindi non abbiamo le mani alzate, abbiamo le mani che lavorano nell'interesse dei cittadini. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per la vostra cortese attenzione, allora buon proseguimento di giornata in compagnia di Telefriuli, arrivederci.